Inizia la gara con Conti che va subito alla conclusione verso lo specchio della porta, come siamo soliti vedere in questo avvia di stagione. Ci prova Cristian Conti che quest'anno ha segnato 3 gol, è il secondo miglior marcatore della formazione di Giuseppucci. A breve andiamo a leggere le formazioni dei giocatori impegnati questa sera al Circolo Sport City. Appena si placano un attimo gli animi della gara, perché il Cotton Club è partito subito come al solito, subito pressing alto per la formazione che questa sera indossa la maglia nera, calzoncini bianchi, attacca da sinistra verso destra, risponde l'Atletico Tormarancia da destra verso sinistra. Tormarancia che invece in classifica 6 punti, ha giocato una gara in più del Cotton Club, ne ha vinte 2, ne ha perse 2 consecutive contro Lazio e Bar Cristal. La partita si è disputata venerdì al Garbaglia. Dall'altra parte il Cotton Club invece non perde da molto tempo e non perde soprattutto quest'anno, perché sono state 3 le partite giocate dal Cotton e 3 sono altrettante le vittorie, mentre qui il sinistro subito pericoloso, l'Atletico Tormarancia riesce in calcio d'angolo a metterla il Cotton Club. Calcio d'angolo già battuto, il pallone è sulla sinistra, prova a rientrare Luca Italiano, pallone che si perde sul fondo, in porta ovviamente c'è Santarelli, poi Barbarella con la maglia numero 9, Blandino con il 6, c'è Nicola con il 22, Cristian Conti con il 4, con il 9 l'Empoli, Fatati senza numero anche ovviamente in panchina il presidente che è Maurizio Giuseppucci, ma è stato inserito in lista Lefebvre Davide con il 23, Monteforte con l'8, il 24 Nolano, Santarelli come detto in precedenza tra i pali, davanti a lui anche Sofia con la maglia numero 7 e il capitano Zamperini con la maglia numero 24, che lo vedete lì nella solita posizione di esterno sinistro di difesa, mentre il Cotton Club recrimina un calcio di punizione che non arriva. Allora Atletico Tormarancia che spinge sulla corsia di destra, perde però il pallone il Tormarancia che si presenta a questa quarta giornata di Serie A con Bussone con il 27, Colizzi con il 14 e Gizzi con la maglia numero 1 ovviamente tra i pali. Nicolas Gepi con la maglia numero 12, Italiano con il 9, Laurenti con il 7, Valentini con il 16, Demo Fonti con il 4, Italiano Daniele con il 5 e Scorzoni chiude la lista con la maglia numero 6. Partita che è iniziata da circa 120 secondi, il risultato è quello di 0-0, si è giocata in precedenza la partita di Serie 2 tra Cosi Toro Viola, partita che è conclusa proprio con il risultato di 0-0. Ci prova adesso con il sinistro di controbalzo Alessio Empoli, schierato nel tridente d'attacco con Blandino a sinistra con la maglia numero 6. Empoli lo vedete indossare la maglia numero 90, mentre qui Palombi con il tiro verso lo specchio della porta impensierisce subito Santarelli, è bravo però a respingere il pallone ancora al limite dell'area per il Tormarancia che prova a trovare lo spazio con Italiano, finisce giù, calcio di punizione per i ragazzi in maglia bianca. Sulla palla, bravo Marco, bravo Lollo, prendiamoci tutto il tempo che ci serve. Assente questa sera Kevin Mastrosanti, che l'anno scorso guidò il Tormarancia alla vittoria della Serie A2 in molte occasioni, quella più importante, quella che ricorderanno sempre gli appassionati della Lega e gli appassionati soprattutto del Tormarancia, fu quella doppietta e quella rete importantissima siglata nel playoff contro la Lazio che poi arriva in Serie A attraverso la vittoria della Coppa Italia, mentre sul pallone c'è il solito Palombi con la maglia numero 10, 3 maglie in barriera per Santarelli, parte Palombi con il destro, Santarelli ancora bravo con i pugni a opporsi al numero 10, ha iniziato bene il Tormarancia. Vai lungo, Barba, vai lungo. Vai lungo. La rimessa è con le mani, la sfida è anche tra i 2 miglior marcatori del torneo, insieme a Laurato che ovviamente non è in campo questa sera, gioca la Golbet e lui ha segnato come Piro e come Palombi 5 reti in questa stagione, ma è anche vero che il Cotton Club ha una gara da recuperare. Le partite sono state vinte 3-1 con il Cottini, 3-0 con lo Steaua, 5-2 con l'Ad Maiora. La prossima, la formazione di Giuseppucci sarà impegnata sul campo del Green Club contro la Roma Calcio a 8. Cotton Club che ha giocato 3 gare, ne ha vinte ovviamente 3 su 3, come ormai siamo soliti vedere da circa un paio d'anni. Ci prova adesso il Cotton con Nolano, pallone che non passa.
Solo. Pallone sulla sinistra, Zamperini alza per Barbarella con il sinistro, sotto porta al volo, tapin vincente, Cotton Club passa a condurre dopo 5 minuti, è 1-0 allo Sport City. Stiamo andando a 3 all'ora, Andiamo forti, Cotton Club quindi che sblocca l'incontro con la rete di Alessandro Barbarella. È il numero 9, il centroavanti del Cotton Club a portare in vantaggio i suoi. Cotton Club che di solito inizia con l'handicap a molte partite. Lo ho fatto vedere anche contro il Cottini di Staivano Gome, ma poi la partita sappiamo tutti come è andata a finire. Il Cotton ha vinto per 3-1. La rimessa laterale proprio per i campioni d'Italia, con il numero 32 che va a giudicarsi il tiro dalla rimessa laterale, ovviamente con le mani, scambio con Nolano. Si trattava, scusate, del 22 Cenicola, mentre se ne va dall'altra parte Conti con il destro, prova e riesce a servire Blandino che si gira in mezzo a 3 maglie bianche, va da Conti con il sinistra ad incrociare. Barbarella prova a parlare con il direttore di gara, che forse voleva un fallo ai propri danni, mentre Palombi prova a passare, non si capiscono Empoli e Conti. Il pallone arriva ugualmente a Santarelli che va da Zamperini a cercare proprio Barbarella, che parla molto in questo avvio. Giuseppucci lo redarguisce dalla panchina. Cenicola a cercare proprio il taglio di Barbarella, anticipato il numero 9 e l'autore del gol che ha aperto le danze qui allo Sport City. È 1-0. Conti di testa anticipa Palombi, che sicuramente non avrà vita facile questa sera contro uno dei migliori difensori del circuito e soprattutto contro la migliore difesa del circuito. Ha subito 3 gol, ne ha subiti 2 con l'Admaiora, 0 con lo Steaua e 1 proprio con il Cottini. Santarelli, il solito Conti, anticipo come al solito, poi braccio largo di Conti, fa proseguire il direttore di gara. Non c'è il fischio arbitrale, poi arriva invece il fallo di Barbarella che chiede scusa sportivamente all'avversario. Si ricomincia con il rinvio con i piedi da parte di Santarelli. Pallone che rinizia con il giro palla del Tormarancia. Cotton Club che aspetta in questa circostanza e non pressa come nei primi minuti di gioco, pressa adesso quando il pallone arriva nei pressi della mediana. Cenicola in avanti per Barbarella che non può controllare questo pallone, troppo violento. 9 minuto di gara, 1-0 il risultato. Pallone gettato in avanti verso Italiano che fa la sponda per Palombi, prova a passare, c'è Cenicola che fa buona guardia sulla uscita di Santarelli che poi va proprio da Cenicola, può avanzare il numero 22, ha spazio davanti, apre per Capitan Zamperini che di prima intenzione va da Santarelli di prima intenzione anche lui verso Barbarella. Giuseppucci non vuole che il pallone sia giocato così in avanti, ovvero verso il numero 9. Pallone fuori misura per Alessandro Barbarella, viene incontro Italiano, Zamperini sbaglia l'anticipo, poi impone rimedio come spesso accade Conti. Zamperini da Blandino, vicino c'è Nolano di prima da Zamperini, cercato il suggerimento per Empoli. Cotton che pressa a tutto campo, adesso anche con Nolano che va a dare fastidio sul portatore di palla. Con calma il Tormarancia, su un Italiano sempre largo a sinistra, il pallone arriva proprio sulla corsia di Italiano, riesce a girare il numero 5 che è invece Daniele Italiano, mentre Blandino va in pressione, lo segue a ruota Barbarella. Italiano alza il campanile, Zamperini di testa verso Conti che senza pensarci su 2 volte alza il campanile nei pressi della nostra postazione. Pallone che termina in rimessa laterale, Caterini prova ad affrettare i tempi dando il pallone al proprio numero 4 che è Demofonti. Giocano Demofonti Italiano mentre sembra essersi spostato Palombi a sinistra e Daniele Italiano invece a ricoprire il ruolo di centroavanti. Si rimette Palombi in posizione, a stretto Cenicola, c'ha spazio, tanto spazio sulla corsia di destra
Italiano inizia il giro palla dai piedi del numero 6 che avanza, lo scarico per Demo Fonti, che per lui partite importanti nel playoff contro la Lazio. Esce Nolano, riesce a uscire però bene il Tormarancia dal pressing del Cotton, ma si rimane sempre sulla tre quarti con Palombi che calcia da dove può, Santarelli in due tempi, dall'altra parte Barbarella è da solo in mezzo a due maglie bianche, va direttamente in porta Barbarella, esplode il sinistro, parate gli egizi, calcio d'angolo. Va bene Lalo, va bene good! Ognuno al suo! Ognuno al suo! Vediamo se sarà calcio d'angolo, rimessa laterale, il direttore di gara indica che sarà fallo laterale. Allora se Nicola si appresta ad andare a battere con le mani, siamo praticamente a pochi centimetri dalla bandierina. Pallone verso Barbarella, trattenuto all'interno dell'area di rigore, direttore di gara che indica il dischetto, calcio di rigore con il Cotton Club che può andare sul 2-0. Perché tanto giocano fuori, giocare il terzino, facciamo scarsi. Scarsi dietro. Ma leva che la profondità e quando andiamo a tre quarti li pressiamo. Daniele, lascia stare, Daniele, ormai ha dato, Daniele! C'è Nolano sul pallone, va Fabrizio Nolano, egizi dalla parte opposta di dove è andato ad insaccarsi il pallone, 2-0 Cotton Club. Barbarella conquista il tiro dal dischetto, Nolano concretizza, 2-0. Ci metti un quarto dell'attenzione che ci metti tanto per perdere. Mettete qua. Daniele! Lorenzo sta in mezzo. Siamo giunti quasi a metà della prima frazione di gioco, il risultato è già di 2-0 per il Cotton Club, con Barbarella prima, Nolano poi dal dischetto. Non ha potuto nulla Egizi che si è buttato sulla propria destra, pallone che si è infilato invece nel lato opposto della porta difesa dall'ex portiere dell'Atletico Fiumicino, pallone scaraventato a sinistra, lo può mettere dentro Italiano, sul secondo palo non c'è nessuno, c'è solo Santarelli e Zamperini che raccolgono il pallone oltre l'out e quindi andrà Santarelli alla rimessa dal fondo. Santarelli con le mani, c'è Conti, c'è Nicola a destra, Santarelli invece vuole andare a cercare Barbarella che riesce con il fisico a servire Blandino che ha un passo diverso dall'avversario che però riesce a controllarlo. Si trattava di Laurenti. Italiano. Zamperini copre l'uscita del pallone. Fischio del direttore di gara che però indica la porta di Santarelli, quindi la sfera passa al Tormarancia che batte la rimessa laterale. L'apertura buona sulla sinistra per Daniele Italiano. Barbarella perde questa volta il pallone, poi Palombi si appoggia, gira bene il pallone adesso l'Atletico Tormarancia. Ha toccato Barbarella, pallone che sfila quindi per Italiano, l'entrata di Nicola solo sul pallone, dall'altra parte Barbarella sotto la nostra postazione, vuole andare all'1 contro 1, si porta la sfera sul sinistro, prova a servire al centro Nolano che era intervenuto, aveva tagliato all'interno dell'area di rigore, il pallone così e così, Blandino può arrivare sulla sfera, Demo Fonti arriva prima di lui. Nolano, Fabrizio Nolano da per terra riesce a lottare in qualche modo Demo Fonti. Conti,
sulla sinistra Nolano prova a passare, anzi scusate, Zamperino, uno sguardo al centro per Barbarella che poteva lasciar correre ma non ha visto vicino a lui Alessio Empoli. Conti, eccolo che esce, va a calciare con il destro, prova a farla rimbalzare davanti ai Gizi, il pallone si perde sul fondo. 2-0, 15° minuto di gioco. Cotton Club a caccia della quarta vittoria consecutiva. Empoli, la prossima vieni. Sta per uscire Empoli, sta per entrare forse Davide Lefebvre. Vediamo chi sarà il sostituto del numero 90. Il Tormarancia prova a far male centralmente, viene messo giù Demofonti, non c'è fallo, invece il fallo arriva di Palombi su Blandino. È entrato, scusatemi, il numero 7, Sofia Riccardo, un gol per lui contro lo Steaua. Sofia che si va a mettere sulla corsia di sinistra mentre Blandino viene a giocare sotto la nostra postazione. Conti sul pallone. Direttore di gara che ha da fare con qualche protesta di Luca Italiano. Conti a cercare lo stacco di Barbarella, anzi no, scusate, Lefebvre che è entrato al posto proprio di Barbarella. Non si capiscono qui il principe Lefebvre e Blandino. Italiano, Demofonti, ricomincia da dietro il Tormarancia con Valentini, Zamperini si impossessa del pallone all'interno del cerchio di centrocampo. Conti davanti ma non c'è nessuno. Pallone allargato sulla destra che riesce a passare, preso in controtempo però Capitan Palombi. Allora Santarelli, c'è Nicola, Blandino attaccato da Italiano, arriva anche un compagno, gli porta via il pallone. C'è Nicola, prova a far scorrere Palombi, un pallone che sarebbe stato interessantissimo. Ale, dalla vieni sul laterale qua, su Davide. Palombi, c'è Nicola, Conti, Zamperini. Con il tacco prova ad accentrarsi Zamperini, Sofia va in sovrapposizione Zamperini, Sofia ricomincia però la manovra da Santarelli che va con il solito lancio a cercare Lefebvre che era spostato però sulla corsia di destra. Va in pressione Sofia, Tormarancia che calcia più lontano che può, c'è Conti come al solito, da lì non si passa. Luca Italiano, salta secco Blandino, ancora Italiano, il doppio passo, salta un altro giocatore in maglia nera, calcia, rimessa laterale mentre Giuseppucci chiede il time out che arriverà appena il Cotton recupererà il possesso del pallone. Demofonti su Blandino, si accentra Demofonti, c'è Italiano, prima un'azione personale, ha provato a far male al Cotton sulla sinistra. Zamperini, pallone che termina tra le braccia di Santarelli. C'è Nicola. C'è Nicola in avanti per Lefebvre, palla che riesce a passare. Sofia aveva tagliato alle spalle del numero 23. Gizzi con i piedi. Conti. Nolano vicino a Zamperini. Vediamo di chi è l'ultimo tocco, è di un giocatore in maglia bianca. Quindi la palla è per il Cotton e arriva il primo time out della gara intorno al 19° del primo tempo. Gara che riprende dopo il time out chiamato dalla panchina della Cotton Club con Zamperini che andrà alla rimessa laterale nei pressi della linea mediana. Va Capitan Zamperini con le mani da Lefebvre che ha sostituito un ottimo Barbarella, autore di un gol e è autore di aver procurato il calcio di rigore che poi è stato realizzato da Fabrizio Nolano, mentre per il Tormarancia è entrato in campo Damiano Bussone con la maglia numero 27, terzino sinistro. Centrocampo c'è sempre il solito Demofonti.
E a guidare la linea difensiva Scorzoni, mentre arriva il calcio d'angolo del Tormarancia da sinistra, il pallone sul secondo palo, c'è Sofia, che intervento perfetto del numero 7, bellissima giocata, poi non riesce ad agganciare ed andare da Lefebvre. Lasciali giocare, aspettiamo. Adesso lasciali giocare. Allora Laurenti, Lasciali giocare. Scorzoni, Laurenti, ancora Scorzoni, Adesso veniamoli a prendere, dai, veniamoli a prendere. Bussone, Conti fa scorrere per Santarelli che palleggia. Il lancio no perché Flavio è Montella, lei è Mirov. Lefebvre, Sofia, Conti, sempre il solito Conti con il petto, passa in mezzo anche a due avversari, sale palla al piede, Conti sbraccia ma non cade il numero 4 che vuole andare fino in fondo. Egizi al rinvio, bella giocata di Conti come è solito fare. Santarelli, Lefebvre, Sofia, c'è Nicola, calcia, pallone che resta all'interno dell'area di rigore, prova a scorrere Palombi, c'è Conti che entra, lo salta Palombi, poi ancora Palombi è bravissimo con il destro, la deviazione sfortunata, dovrebbe essere di Nicola o di Sofia, comunque il Tormarancia accorcia le distanze, di mezzo allo svantaggio, 2-1 allo Sport City, il gol dovrebbe essere attribuito a Palombi che arriva a quota 6 in stagione. Blandino, si accende la partita, Blandino viene steso nei pressi della panchina del Cotton Club. Devi rischiare, far bravo, no, per cortesia a cazzo, no, per cortesia, Pallone allargato per Palombi. Santarelli con le mani da Zamperini. Lefebvre, il pallone in verticale, ottima la chiusura sull'inserimento, sul taglio del numero 90 che è rientrato in campo Empoli. Sofia si è spostato a fare il centrale di centrocampo, è uscito Fabrizio Nolano. Bussone, Bussone con le mani sulla pressione di Lefebvre, si rifugia su Egizi, sale la pressione di Blandino, saltato in qualche modo, poi Bussone fa scorrere, il pallone è troppo lungo, vediamo se esce Nicola in scivolata, perfetto il tempo dell'intervento. Empoli, Sofia, Zamperini, chiama il palleggio Giuseppucci che si infuria qui con i suoi. Palombi che allarga sulla destra, ancora Palombi, viene a prendersi il pallone altezza del centrocampo, può calciare anche da lì il numero 10, va con il destro sull'esterno della rete. Ma non per caso il palleggia, porco dici, c'è sempre ragione te, Dio. Stanno per scadere i 25 minuti del primo tempo con Blandino che va da Lefebvre spalla alla porta per Blandino, il pallone resta lì per Sofia che ritorna sul sinistro. Santarelli con calma, Sofia preferisce andare dal numero 7, Santarelli dal solito Lefebvre che la mette giù con il petto, bene il numero 23 che poi apre a sinistra per Zamperini, ha qualche difficoltà con il controllo, riesce lo stesso il capitano del Cotton a ricominciare da Santarelli stesso replica con il lancio in avanti, si va tutti al cambio campo con il Tormarancia che ha accorciato le distanze, è 2-1 per il Cotton. Riparte la gara con il Tormarancia che attaccherà per questa ripresa da sinistra verso destra, completo bianco, maglie dietro la schiena rosse con banda obliqua rossa. Cotton Club che risponde invece con una maglia nera, calzoncini bianchi, in vantaggio per 2-1. La formazione del Cotton
andata in vantaggio sul 2-0 con la rete di Barbarella e poi con il calcio di rigore conquistato da Barbarella e realizzato da Nolano. Ha risposto invece Palombi con un po' di fortuna sulla deviazione di una maglia del Cotton Club. Cotton Club che ha cambiato praticamente tutti gli interpreti nel corso del primo tempo. Sta giocando con Empoli largo a destra che ha iniziato tra i primi 8, poi c'è Lefebvre che ha sostituito Barbarella e Blandino con il 6 largo a sinistra. Anche lui ha iniziato tra i primi 8. A centrocampo invece che Fabrizio Nolano c'è Sofia, difesa invece che non è stata toccata da Giuseppucci, composta da Conti. C'è Nicola e Capitan Zamperini. Eccolo Zamperini che va da Sofia. Sofia ha 2-3 maglie bianche intorno a sé. Riesce a passare il pallone per Empoli che se la porta sul sinistro, calcia. Pallone largo. Mani alto! Empoli! Alto! Stacca il discorso, prossimo fischia. Via, ieri giù, Sofia! Sinistra! E Gizzi. Zamperini. Zamperini, Sofia, Conti, c'è Nicola, scorre la palla sulla corsia di destra per Empoli, è salito Zamperini, ha tantissimo spazio Zamperini al limite dell'area, non arriva il fischio del direttore di gara per una mano richiesta dai giocatori del Cotton Club. C'è Palombi che è partito, lo vedono dalle retrovie, il suggerimento però è troppo arretrato. Davide! Zamperini, Lefebvre per Empoli, pallone che arriva però tra i piedi di Nicola, mette lo scarpino Empoli che ha subito un pestone. Chiede scusa Marco Demofonti. C'è Conti sul pallone, 120 secondi giocati della ripresa, punteggio è quello di 2-1, dentro per Lefebvre, c'è Blandino vicino ma sul pallone arriva Italiano che prova a ripartire. Tormarancia sulla sinistra, c'è Nicola da per terra, non riesce a tenere viva la sfera, allora il Tormarancia conquista metri, pallone vicino alla bandierina da Capitan Palombi, su di lui c'è Nicola. Palombi con tanta esperienza conquista il calcio d'angolo, il primo della ripresa, si batterà da sinistra, c'è proprio Palombi sul pallone, forte e teso sul primo palo, allontana c'è Nicola, il pallone è da sostituire perché finisce nel parcheggio dello Sport City. Si rimane con il Tormarancia in possesso della sfera, non sarà calcio d'angolo ma sarà rimessa laterale, sempre nei pressi della bandierina con Palombi che vuole il pallone, rimessa laterale, battuta dentro per un giocatore in maglia bianca. Blandino riesce a far correre Lefebvre che gira su se stesso, ancora Lefebvre attaccato da dietro, riesce a girare e a fare secco l'avversario, il pallone in avanti per Empoli e Gizzi arriva prima del numero 90 e la mette in rimessa laterale. La palla sta lì, ma gioca. Pallone giocato per Lefebvre che la tiene. Lo scarico per Sofia, viene invitato a calciare dalla panchina. Poi Zamperini apre con il piatto da Blandino. Blandino può andare all'1 contro 1 ma sono 2 le maglie bianche, ne salta 2. Poi Sofia al limite dell'area, prova a calciare, non c'è lo spazio ma c'è sempre un giocatore del Cotton Club sul pallone. C'è Nicola, viene spinto secondo il direttore di gara in maniera irregolare. Calcio di punizione Cotton. Gioca, Gri! Gioca, Gri! Non è possibile! Ma non protegge manca la palla la punta qua, oh! Ma manchi le Conti sul pallone, deve arrivare l'ok del direttore di gara, parte Conti, apre sulla destra per c'è Nicola che va l'1 contro 1, anzi scusatemi era il numero 90, la palla si impenna, sarà calcio d'angolo conquistato da Empoli che va anche a battere il tiro dalla bandierina. C'è Empoli, sale Conti, sale Lefebvre, sale ovviamente Zamperini, c'è Zamperini che stacca di testa, stacco imperioso del capitano del Cotton Club, il punteggio torna con 2 gol di vantaggio, il Cotton 3-1 Sport City.
Vieni Davide! Esce Lefebvre, rientrano in campo Nolano e Monteforte con la maglia numero 8. Cotton che rimette 2 reti di distacco con gli avversari. Ale, qua spara tutto per aria, qua, pulimo stadia. Ceniccola mi suggerisce scatarsi dalla panchina del Cotton Club. Sofia con un fallo. Sogno questo, ragazzi. Inizia il giro palla del Tormarancia con Empoli che va in pressione. Entrato Monteforte, lo vedete indossare la maglia numero 8, ha sostituito Barbarella, poi è entrato Lefebvre, adesso tocca all'ex Golbet farsi vedere in avanti, pallone che scorre, uscito, anzi no, Palombi scusatemi, si è spostato qualche metro più indietro, mentre qui conquista un calcio di punizione Sofia sulla pressione irregolare di Bussone. Oh, Alessio, devi incentrare qua. Grazie. No, in linea. Devi staccare, devi 4 metri dietro. Dai. Conti. Cambio gioco di Conti dalla parte opposta. Eccolo Cenicola che viene invitato a tirare su il pallone conquistato con il petto da Sofia per ben 2 volte. Poi Palombi si mette tra palle avversario, finisce giù, fa proseguire per il vantaggio il direttore di gara, il lancio in avanti. Conti viene superato con una bellissima giocata, non riesce però a calciare, la sfera resta lì incollata sempre tra i piedi del numero 11. Conti è bravo questa volta a mettere davanti il corpo, Palombi senza fallo riconquista il pallone, sempre il numero 10 che apre bene sulla sinistra. Il Tormarancia spinge con il traversone, però troppo lungo per tutti, pallone che si perde sul fondo. Flavio, sempre la stessa cosa. Con le mani Santarelli da Sofia, non c'è fallo di mano. Oh, qua stai, sto io, non la puoi non vedere, eh. Qua non la puoi non vedere, Oh, ma qua non la puoi non vedere, qua non la puoi non vedere, Ma svegliate, ma dividete il campo a metà. Uno sta di qua, dividete il campo a metà. Ma come fa? Fisca quello di qua. Ma svegliate. Ma quello della giusta parte. Ma dividete il campo. Palombi cercare direttamente la porta, Santarelli ovviamente non si fa sorprendere dal destro del capitano del Tormarancia, la mette giù proprio Santarelli verso Monteforte, sicuramente una struttura fisica diversa da quella che caratterizza Lefebvre e Barbarella e che caratterizza spesso le giocate del Cotton Club, con la palla in avanti per la sponda del centro avanti. 10° minuto. Zamperini da Sofia da Zamperini, riesce a tenere il pallone Zamperini ma lo dà a Bussone. Tormarancia che rinvia, ma in zona c'è solo Cenicola. Con il petto l'appoggio da parte di Renato Colizzi è fuori misura, sfera per il Cotton Club, sarà rimessa laterale quando siamo arrivati quasi al 10° della ripresa. Il risultato è 3-1 Cotton Club, il vantaggio 2-0, poi la rete di Palombi ha accorciato le distanze nella ripresa, l'unica rete è stata firmata da Zamperini di testa su calcio d'angolo, bellissimo stacco del numero 21, il capitano del Cotton Club che adesso gioca in mezzo al campo con Nolano che accelera, Nolano lo scarico proprio sulla destra per Sofia che calcia, la deviazione
Si salva il Tormarancia dal 4-1, corner. C'è Blando fuori. Fabrizio Blando! Ma non c'è. Calcio d'angolo sulla sinistra, c'è con il mancino Monteforte, va sul secondo palo a cercare la testa di Zamperini, non riesce, poi Nolano da fuori a cercare l'incrocio dei pali, pallone che si perde sul fondo. Oh, guarda, ti fatto mangiare la merenda, porco Dio, porco zio, Quando... Ma si può dire? Però gallina no. Cartellino giallo per Palombi. Si riparte dopo l'ammonizione per proteste assegnata a Palombi. C'è Nicola Conti. Continuano le proteste da parte di Luca Italiano, direttore di gara, che lo avvisa che alla prossima scatterà il cartellino rosso. Siamo a metà della ripresa, 3-1, Santarelli al rinvio con le mani. Cercare la testa di Sofia per far scorrere verso Monteforte. Palombi prova a passare, riesce sulla destra. Ancora Palombi, il pallone è uscito. Conti. Pallone che termina dalla parte opposta nell'area di Egizi. Sfera allargata a sinistra. Tormarancia che non riesce ad offendere in questi primi 10 minuti di primo tempo. Cotton che sta gestendo il vantaggio con Nolano, Zamperini per Monteforte, Monteforte con il sinistro sopra la traversa. Arriva il time out, il primo chiamato dal Tormarancia al 14°. Matteo Zani. Nicola, stringili. Zamperini protegge il pallone. Zamperini, scusatemi Conti, finisce giù, non c'è il fischio del direttore di gara, allora sarà calcio d'angolo già battuto. Conti con un'occhiataccia al direttore di gara. Egizi. Palombi, Monteforte, il pallone che gli scivola ad 1 metro. Pallone riconquistato da Nolano. Non riesce Empoli, c'è ancora però Nolano sul pallone, dietro da Conti. Cerchio di centrocampo, alza Conti verso Monteforte. Ha giocato molti palloni il numero 8. Zamperini di prima verso Blandino. Prima anche Blandino, triangolo con Nolano, gioca benissimo il Cotton. Nolano va alla conclusione. Tiro troppo strozzato, pallone che termina a 2 metri alla destra gli egizi. Demofonti, Italiano, ancora Demofonti. Egizi. Palombi, c'è Nicola.
Fabri, può esce Alessio, gioca molto Scorzoni. Italiano porta sul pallone a piccoli passi, apre sulla sinistra, deve aumentare il ritmo il Tormarancia se vuole far male alla difesa più forte del campionato. Subito 4 gol con quello di stasera in 4 partite. Si è spostato Italiano largo a destra. Italiano dentro, il pallone riconquistato da Nolano, poi Monteforte con il sinistro a cercare Empoli dalla parte opposta. Non passa il mancino del numero 8. Sta per entrare Barbarella al posto di Empoli. Va Empoli con il destro, sale Zamperini, il pallone però è a metà altezza, Cenicola. Monteforte può arrivare sulla sfera con il petto, la tiene viva, lì vicino c'è Zamperini. Monteforte ricomincia tutto quanto da Conti. Conti con lo scavetto direttamente però tra le braccia di Egizi, che non esita a rimettere in moto subito i suoi sulla corsia di destra. Corzoni, c'è l'Italiano che vuole il pallone, va in pressione Empoli da destra verso sinistra. Italiano alza la destra, si fa vedere Palombi, sale però palla al piede il numero 7, non ci sono varchi, allora opta per la conclusione verso lo specchio della porta, deviata tra le braccia di Santarelli. Esce Empoli, entra Barbarella, si sposta Monteforte sulla corsia di Empoli. Tridente quindi con Barbarella, Monteforte e Blandino in possesso del pallone. Blandino che prova proprio ad alzare il pallone verso Barbarella che aveva tagliato alle spalle del difensore. Palombi, tanto spazio in mezzo al campo, prova ad aprire sulla destra, c'è Conti a fare buona guardia, passa il destro, smorzato da Zamperini, corner. Non può cercare la scagliata, la devi giocare qua e non guardare se non fa la faccia mongoloide. Non è una scagliata. 13 metri di campo prendi l'uomo, lo rifai, ma non è possibile. È difficile. Facciamo bene, oh! 8! Calcio d'angolo per il Tormarancia, il secondo di questa ripresa, Caruso giocato fuori. Esce Barbarella, poi il destro al volo, Santarelli si oppone. Bellissimo gesto, bellissimo tiro, bellissima anche la risposta di Santarelli. Esce dall'altra parte Egizi sulla pressione di Barbarella. Pallone riconquistato da Palombi che non finisce giù, calcia da dove può. Capitan Palombi, Monteforte lo segue. Ma non ti girare, prendi una pallonata per Dio, ma che ti giri? Hanno letto 3 morti per una pallonata? No, Dio buono, prendila! Cristo Dio! Se gira! Italiano. Conti copre su Santarelli. Dai! Blandino. Vuole andare all'1 contro 1, Blandino accelera ancora Blandino se la porta sul destro, calcia che non viene chiusa al momento del tiro. Il numero 6, dopo la bellissima giocata. Pallone che passa a cerchi di centrocampo. Allargato sulla sinistra. 1 contro 1 c'è Cenicola a fare buona guardia, finisce giù, Italiano lo mette a sedere, il traversone che scorre, non arriva, di un soffio Coalizzi sulla sfera. Loro sì, bravo Lorenzo. Un attimo dietro, Andrea. Zamperini protegge, ancora Zamperini, Palombi, Nolano, Zamperini ridà la palla però a Palombi, ancora Palombi che finisce giù, non arriva però il fischio del direttore di gara che ci poteva essere benissimo in questa circostanza. Dall'altra parte prova il Cotton con Barbarella.
L'italiano si porta il pallone sul sinistro, calcia Santarelli, poi Conti la mette fuori, urla con Zamperini. Ma come fanno a essere rigore? Allora, ti dico una cosa, io ci penso sull'esterno, Sono finiti i palloni. lo porta a prima cazzata, poi c'è la fortuna che quello gli lascia l'esterno, ti prende l'esterno, invece di calciarla forte, cerca lo scambio. Calcio d'angolo per il Tormarancia da sinistra, pallone sul primo palo che resta in possesso dei ragazzi in maglia bianca che la giocano da fuori. Barbarella, la deviazione, si accomoda tra le braccia di Santarelli. Santarelli, Barbarella per Monteforte, apre bene per Blandino, ancora Monteforte, 1-2 con Blandino che viene toccato però al momento in cui stava per partire. Calcio di punizione, time out per il Cotton. Blando, vuoi fare esterno del vuoi? Vai, mandalo via, oh! Mandalo via! Oh, caccia sta palla! Non è che sto di che sei un pezzo di merda! Ti dico caccia sta palla! Devi cacciare la palla! Vai, fatti a fare la doccia, Ali! Fatti a fare... apposta, era gravato! Fatti, no, fatti a fare la doccia! Vaffanculo, va! Destro basso. Grazie. Si può riprendere dopo le polemiche che ha scaturito questo calcio di punizione dopo il time out chiamato dal Cotton Club. C'è Cristian Conti sul pallone a caccia del suo quarto gol personale, va Conti sul muro della barriera, calcio d'angolo. Manca circa un minuto alla fine dei 50, ci sarà forse qualche secondo da recuperare. Calcio d'angolo per il Cotton, è arrivato proprio su corner il gol del 3-1 per il Cotton Club. Sul pallone qui c'è arrivato Monteforte, bellissima la parata di Egizi. Il risultato resta invariato. Non è che pizzico perché non ha capito. Sì, la stila più forte, stila più forte. Oh, vieni. Giro palla del Tormarancia, c'è Barbarella anche che copre le linee di passaggio, sfera che resta centrale per Demofonti, calcia sul corpo di Nolano, ancora Demofonti, apertura sulla destra per Italiano, sono due le maglie nere
Empoli e Cenicola. Italiano va sul fondo, la mette dentro, il colpo di tacco, sfera che resta lì per Santarelli. Monteforte prova a passare, si ritrova il pallone tra i piedi e Cristian Conti. Barbarella, stop di petto, tiene il pallone, fa salire i suoi. Conti, centralmente da Blandino, Cenicola sulla sinistra sotto la nostra postazione, poi Monteforte, si aspetta solo il fischio, il triplice fischio del direttore di gara perché Monteforte e il Cotto non vogliono amministrare il vantaggio, quindi Santarelli va da Barbarella. Passaggio sbagliato per il numero 9. E Gizzi, l'italiano, spostato il pallone sulla sinistra. Nolano si fa saltare dall'avversario, può andare alla conclusione in porta, dietro per Italiano, lo scambio al limite dell'area, esce Conti e la fa sua, ancora Cristian Conti a porre rimedio, arriva il triplice fischio del direttore di gara, il Cotton Club vince la sua quarta partita su altrettante gare disputate, per il Tormarancia invece arriva la terza sconfitta stagionale consecutiva. Beh, la rosa è competitiva come gli altri anni, insomma. Poi nel corso della stagione ci saranno dei cali perché ci saranno delle assenze, come è fisiologico, come è normale che sia. Magari i giocatori saranno un po' impegnati con le società, o comunque gli infortuni ci saranno sempre, sono fisiologici gli infortuni. Quindi per adesso siamo tutti, e stiamo bene, insomma. Tutti alla stessa maniera, quindi nel senso partono alla pari. Vediamo se nel corso della stagione riusciremo a recuperare Mario artistico, se dalla prossima ci viene da una mano, ma comunque siamo quelli, si votano tutti. Ma no, paura no, nel senso non. In realtà ho visto poche partite della Roma, non ho visto sempre gli highlight, ma sono una buona squadra, organizzati, ma sicuramente ci dovremmo abituare all'idea che prima o poi perderemo, perché non è che si possono vincere tutte. Questa è la 28esima, penso, consecutiva di vittoria, quindi prima o poi potrà essere con la Roma, quando perderemo ci toglieremo il pensiero e inizieremo da capo, insomma, sarà un sollievo.